Il grido d'allarme lo aveva lanciato qualche giorno addietro e i numeri purtroppo gli danno inesorabilmente ragione. Nel reparto di cardiologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento i pazienti e i ricoveri sono diminuiti in modo assai significativo. Sentiamo le ragioni da parte del primario, dottor Giuseppe Caramanno. Ma già dico, alcuni miei colleghi avevano lanciato questo grido d'allarme a livello nazionale, perché i pazienti, specialmente quelli con patologie gravi, patologie acute, come l'infarto miocardico, l'angina instabile, difficilmente vanno in ospedale per paura di contrarre l'infezione da coronavirus. E noi quotidianamente praticamente abbiamo avuto a che fare con i pazienti affetti da infarto miocardico acuto, che è una patologia tempo dipendente, nel senso più ritardo si ha più aumenta la mortalità. Ora abbiamo potuto constatare che i pazienti non vengono nella maniera più assurda, abbiamo un reparto vuoto, appunto questa paura che hanno le persone, appunto restano a casa e molto spesso questo può avere conseguenze disastrose. Da imputare esclusivamente alla paura di contrarre il coronavirus, ma non c'è nessun motivo che i pazienti non vengano qui in ospedale. L'infarto è una patologia grave che comporta una mortalità, quindi non venire in ospedale significa avere più morti, sicuramente non meno del coronavirus. Quindi cosa fare? Ecco, lanciamo un appello affinché la gente... Fare? Io direi alle persone di esorto a non sottovalutare i sintomi dell'infarto, che sono principalmente il dolore toracico oppure la dispnea, cioè la mancanza di respiro e la sudorazione. In questi casi devono venire devono venire in pronto soccorso, oppure meglio ancora se chiamano il 118. Poi in ospedale la condizione clinica del paziente sarà valutata, se si tratta di infarto la diagnosi è quasi immediata, il paziente sale in sala remissionale e viene trattato come è stato trattato in precedenza. Quindi possiamo dire di stare tranquilli e di recarsi all'ospedale, al reparto cardiologia? Non c'è nessun rischio, gli ambienti sono sanificati, abbiamo dispositivi di protezione che possono proteggere sia il paziente che il medico, quindi da questo punto di vista diciamo al paziente non corre il rischio ovviamente se rimane a casa praticamente la storia clinica si può concludere a casa in maniera normale.